In collaborazione con Farmacia Picciola, sempre più vicino a te. Farmacia Picciola dal 1799. Amiamo il nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e serietà. Personalizziamo terapie e trattamenti nel nostro laboratorio. Se vi svegliate stanchi, siete insonni o semplicemente non siete soddisfatti del vostro riposo, vi proponiamo oggi l'innovativo test sulla qualità e la quantità del sonno. Siamo aperti dal mattino presto dalle 8 fino alle 20:30 la sera, sempre anche il sabato e la domenica. Farmacia Picciola, il vostro centro salute di fiducia. In via Oriani 2 in Barriera Vecchia. Eccoci qua, buonasera, bentornati naturalmente a Tisane, Unguenti e Cachet. Cambio di ora, siamo un po' più tardi, non prima del telegiornale, ma dopo, anzi fra due telegiornali, a dire la verità, e naturalmente sempre con questo programma di approfondimento riguardo ai temi del farmaco, farmacia, insomma, e tutto quello che ne consegue. Naturalmente, come sempre, a tenermi compagnia, ma soprattutto a dare i contenuti della cosa, il dottor Massimiliano Duban. Buonasera a tutti. Buonasera dottore. Allora, questa sera parliamo del decreto semplificazioni, perciò è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 di marzo e perciò c'è anche una parte dedicata alle farmacie e quello che vorremmo vedere questa sera è un po' come cambierà la farmacia. Non ci sono dei tempi, diciamo, velocissimi per questo cambio, perché naturalmente ci sarà tutto un iter parlamentare, insomma, poi ci saranno le regioni, dovranno recepire, fare gli accordi, insomma ci sarà tempo per riparlarne. Però cosa cambia con questo nuovo decreto semplificazioni? Da un lato mi pare di capire c'è un'ufficializzazione di quello che già fate, ecco, però ci sono anche delle novità. Allora partiamo per esempio dai vaccini. Voi già fate vaccini in farmacia, no? Allora, noi abbiamo cominciato appunto, come insomma, è relativamente ben noto, a fare vaccini in farmacia subito dopo il Covid, anzi durante il Covid, con una formazione specifica. Poi a questi sono stati aggiunti quest'anno per la nostra regione i vaccini antinfluenzali. Devo dire, questa è una pratica che non tutte le farmacie hanno applicato, anche perché è partita prima una sperimentazione, insomma anche qua siamo partiti un po' a rilento. Questo decreto dà la possibilità alle farmacie di fare tutte le vaccinazioni a soggetti al di sopra dei 12 anni, quindi ovviamente non a neonati o bambini piccoli, ed è appunto un intervento legislativo. Quello che noi possiamo fare, come diceva giustamente anche lei, parte da una legittimazione del governo al quale poi fanno seguito gli accordi regionali, provinciali, con le aziende sanitarie. Potete fare i vaccini eccetera. Che fate già. Per il momento, però potrete fare anche altri vaccini. Per il momento possiamo fare antinfluenzale e Covid, anche se insomma in questo momento non stiamo facendo niente perché non è appunto stagione. Ok, però anche altri. Anche gli esavalenti per i bambini, per esempio? No, potremmo fare sotto i 12 no. Sotto i 12 no, ma potremmo fare evidentemente i richiami, no? Ecco, delle varie vaccinazioni che i bambini faranno prima dei 12 anni. Ripeto, tutto questo è ancora abbastanza in iter, diciamo, da definire tramite degli accordi con l'azienda sanitaria. Questo sarà. Allora, c'era una polemica a proposito dell'Associazione dei microbiologi italiani, no? Che dice non siete preparati. Voi farmacisti non siete preparati per fare i vaccini.
No, i microbiologi si riferiscono specificatamente alle analisi, O anche all'analisi, alle analisi in farmacia, perché il decreto semplificazioni amplia in maniera abbastanza concreta anche i tipi di analisi che la farmacia potrà fare. Allora, se vuole ne parliamo dopo, ho sbagliato il tempo per proporre Come vuole. questa Io la seguo. risposta ai microbiologi. Va bene, allora vaccini, si estenderà, diciamo, la possibilità di fare i richiami o fare altri vaccini Certo. all'interno della farmacia. Quello che si potrà fare ancora è la scelta del medico e del pediatra di famiglia. Sì, ci sono tutte Noi possiamo farlo già attraverso Sesamo, per Beh, esempio, però non tutti sono così informaticamente capaci da poter fare questo tipo di attività. In Friuli Venezia Giulia le farmacie tramite il CUP già fanno tutta una serie di operazioni a favore dei cittadini. Diciamo così, la ratio di questo decreto è quello di rendere sempre di più la farmacia, cioè un ulteriore passo per rendere la farmacia un punto d'accesso del sistema sanitario regionale o nazionale sul territorio. Bisogna pensare ovviamente non solo alle realtà urbane, ma anche, se non soprattutto, alle realtà rurali. Ok. Cioè le farmacie che sono in realtà l'unico presidio disponibile per la popolazione. mi No? dice anche in provincia di Trieste, per esempio. In provincia di Trieste, sul Carso, ma penso per esempio anche alle farmacie in Carnia e nelle zone rurali del resto d'Italia, che sono, se non la maggior parte, almeno una grossa percentuale. Perciò si potrà fare in farmacia questo cambio del medico o la scelta, insomma, del pediatra anche di famiglia. Si parla poi ancora di consegna dei farmaci per l'assistenza domiciliare. Ecco, questo è un altro passaggio per il quale appunto Che in questo momento vengono fatti dall'ASL, allora, SUGI, insomma. Le aziende sanitarie in questo momento distribuiscono direttamente, forniscono direttamente i farmaci sia appunto agli assistiti a livello domiciliare, sia alle strutture residenziali o semiresidenziali, legasi case di riposo. Questa distribuzione dovrebbe passare alle farmacie, quindi anche qua sarà necessario capire chi, in che modo, in quali termini. C'è per esempio un'iniziativa di un collega di Udine che io stimo in maniera sfrenata, che ha speso una cifra veramente enorme, però ha acquistato un'attrezzatura che gli permette di, con dei crismi di sicurezza assoluti, sconfezionare i farmaci di un paziente riconfezionandoli in dosi giornaliere, e fornisce alcune strutture residenziali fornendo le dosi giornaliere per un mese per quel paziente. Questo è un tipo di attività rilevante, certo. perché agevola da un lato il lavoro della struttura, degli infermieri della struttura, dall'altro lato evita possibili errori, mancanze di farmaco, eccetera. Ma che vantaggio c'è per l'utente di farsi recapitare i farmaci dal farmacista piuttosto che dalla SUGI? In una struttura residenziale non ci sono grosse differenze per il paziente. Domiciliarmente è una cosa diversa se a casa del paziente va il farmacista, Okay. piuttosto che il responsabile dell'azienda sanitaria, che probabilmente il farmacista non è. Ok. Poi
Poi veniamo al punto importante, e cioè le analisi, telemedicina, diciamo così, no? Sì, allora questo è... Allora, voi già fate tantissime, ne abbiamo parlato spesso anche in questa trasmissione, le analisi che fate in farmacia. Allora, diciamo che questo è un percorso iniziato ormai quasi 20 anni fa dai governi che si sono succeduti, ed è stato via via consolidato e ampliato. Il fatto che si possa accedere in modo rapido ad un'analisi o ad un esame, avendone immediatamente o nel giro di poche ore il referto, evidentemente è una facilitazione e un passo importante per quello che è il ragionamento di prevenzione che il sistema sanitario alla fine sta facendo. Con questo decreto viene ampliato il tipo di esami che noi possiamo fare. Diciamo che lo step epocale sarebbe il fatto che questi esami fossero rimborsati dal sistema sanitario tanto quanto quelli eseguiti in laboratorio. Io ripeto sempre in questo caso qua che sono tra la farmacia e il laboratorio, fatta salva comunque la validità dei risultati delle analisi fatte in farmacia, che sono valide tanto quanto quelle fatte in laboratorio. Le analisi fatte in farmacia sono le cosiddette analisi di prima istanza. Ok. Cioè, voglio capire quel dato quant'è, è fuori norma, vado dal medico, il medico lo valuta e sempre mi riferisce, mi fa rifare le analisi completandole con quelle che, per motivi anche di costi, le farmacie per il momento, ma insomma adesso la tecnologia è imprevedibile, ma presumo anche per il futuro le farmacie non potranno fare. Beh, voi potete anche refertare però allora il farmacista non può refertare. Non come farmacista, no? Però avete la struttura dietro che può farlo. Per quanto riguarda, non le analisi del sangue, ma per quanto riguarda alcuni esami diagnostici come l'ECG, come l'Holter, quindi l'ECG, la registrazione delle 24 ore, del tracciato cardiaco o della pressione o la spirometria, tanto per citare i più comuni, questi sono esami che già noi facciamo con refertazione da remoto, cioè il dato, il tracciato viene inviato a una centrale che ha a disposizione specialisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e nel giro di qualche ora fino a, insomma, a seconda dei casi, 24 ore, referta con una firma di un medico certo. L'esame. Allora la questione è questa: io vengo in farmacia sicuramente per ridurre i tempi di attesa, no? Cioè, nel senso, ridurre i tempi di attesa riguardo a un esame di prima istanza che voglio fare. Cioè, se io vado dal mio medico e prendo un appuntamento, certo che l'esame del sangue si può fare subito, insomma, no? Tendenzialmente. Allora, nei laboratori diciamo convenzionati. Che la prassi, cioè la motivazione dell'accesso è varia. Innanzitutto è l'immediatezza. Cioè passo davanti alla farmacia e dai, mi misuro il colesterolo. Io ricordo agli inizi con la pressione, la gente veniva a misurarsi la pressione come se fosse una partitina flipper, poi diceva, ah però, no, magari è alta. Quindi è l'immediatezza di un risultato, di risolvere una curiosità e l'immediatezza nel verificare un sintomo. Sono ormai infiniti i casi di farmacie che, sottoponendo un paziente che
così magari un po' non prendendolo troppo seriamente, segnalava un disturbo, gli facevano il ECG e magari aveva un infarto in corso. Ci sono, quindi in quel momento poter fare l'esame è strategico, magari dopo... Sì, poi parliamo anche non di costi inaccessibili, insomma, cioè di costi che insomma, tutti i nostri esami fino ai 30 euro, ecco, una cosa del genere. L'Holter ECG, cioè la registrazione vabbè, 48 ore, sono sì, un po' più cari, però sì, gli esami, le analisi del sangue non superano generalmente, cioè il più caro che noi facciamo credo sia 30 euro. Insomma. Ok, ecco, questo è importante. Che è comunque per lo scompenso cardiaco, quindi un tipo di esame di una discreta importanza. Sì, speriamo appunto che si arrivi a, come diceva lei, al fatto che la SUGI riconosca e magari rimborsi anche questo tipo di situazione, ecco, di esame. Tutto dipende dalla, diciamo così, dalla visione che avrà la SUGI di questo tipo di servizio. Negli altri paesi il, tra virgolette, costo di questo tipo di esami rimborsati alla farmacia viene visto come un investimento, cioè bastano 1, 2 o 3 casi presi in tempo per risparmiare una marea di soldi. Prova nel fatto, per esempio, noi da anni facciamo lo screening per il tumore al colon retto, e sono innumerevoli le persone che hanno beneficiato di questo screening, quindi casi presi per tempo, quindi risolti con Certo. operazioni semplici e non con terapie lunghe e complicate. Chiaro. Dottore, abbiamo ancora un minuto, un paio. E cosa risponde ai microbiologi italiani riguardo alla vostra inadeguatezza, diciamo così, a fare gli esami? Allora, l'inadeguatezza non è un termine, perché noi non usiamo le apparecchiature complesse e insomma, che hanno una certa criticità, che usano i laboratori di analisi. Usiamo le apparecchiature cosiddette point of care, quindi sono apparecchiature studiate per gli ospedali per fare degli esami al letto del paziente, cioè quando o non c'è il tempo o non c'è la necessità di mandare il dato in laboratorio ed aspettare Quindi sono apparecchiature che hanno ovviamente la certezza della validità del risultato, questo è il primo fatto. Generalmente hanno, diciamo così, hanno un sistema di taratura interno o di verifica della taratura interno, una semplicità d'uso particolare, una semplicità e una velocità d'uso particolare, quindi hanno questo tipo di caratteristiche. Ok, è chiaro, è una prima, prima istanza. Ecco, diciamo. Esattamente. Ok, va bene. Dottore, grazie naturalmente come sempre della chiacchierata e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Alla Buonasera. prossima. Grazie. In collaborazione con Farmacia Picciola, sempre più vicino a te. Farmacia Picciola dal 1799. Amiamo il nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e serietà. Personalizziamo terapie e trattamenti nel nostro laboratorio. Se vi svegliate stanchi, siete insonni o semplicemente non siete soddisfatti del vostro riposo, vi proponiamo oggi l'innovativo test sulla qualità e la quantità del sonno. Siamo aperti dal mattino presto dalle 8 fino alle 20:30 la sera, sempre anche il sabato e la domenica. Farmacia Picciola, il vostro centro salute di fiducia. In via Oriani 2 in Barriera Vecchia.